I trasgressori e i loro eredi saranno puniti con una multa di euro 3.000 per risarcimento dei costi vivi sostenuti a seguito del loro insano gesto di morte. Mi scusa, cosa sarissi sti costi vivi? Costi vivi, euro 500 per rimuovere dalla strada sottostante quella interiore sangue e rimasugli corporei vari. Mi scusa, è una ingiustizia. Lui, se più giovane in carne di mia anca, mi dirò di più, su anca anemico e sangue è pochino, appena una stanta rosetta, se puoi dire che non dare neanche un fastidio, vada, è la solita ingiustizia sta povera Italia. Davanti a morte siamo tutti compagni. Mi scusa, ma proprio fissa in testa io, brutto frocione. O saremo noi altri, non siamo né amanti né conoscenti né tantomeno parenti. Aspetta che finisco le destre, se lunga la faccenda setto qua, mi pare. Al fine di evitare disservizi, i suicidi, oltre che vietati, sono ammessi. Ah, sì. Solo il mercoledì dopo l'orario di servizio del custode dalle ore 18 alle 6:30 e durante la pausa caffè, credo sempre del custode, dalle 10 alle 10 am e alle 16 pm. Organizzazione, E aspetta ancora, in caso di suicidio praticato col lancio nel vuoto, questa è la nostra, si prescrive un'altezza minima di lancio di 20 metri. Che siamo? Su pasò. Fino a una multa addizionale di euro 2,50, manco lo sparagnasti schemi. Coloro che si suicidassero sparandosi saranno assoggettati a una sovrattassa di euro 1.000 per il trasporto del cadavere fino al piano terra. Uno sconto di euro 200 sarà praticato a chi sia in possesso di certificato medico attestante che il suicidio non provocherà gravi traumi al fisico. Vito, questa è la burocrazia che rovina il paese. Si fa inoltre obbligo di stilare il testamento in triplice copia con firma autenticata e bollo da euro 30, di munirsi di carta d'identità e o tesserino sanitario al fine di agevolare il riconoscimento dei resti spiaccicati. No, non ne scampa proprio niente. Prima di compiere il gesto estremo si fa obbligo di effettuare il versamento di euro 1.000 per il servizio di autolettiga e trasporto cadavere e di euro 1.000 per l'intervento di polizia pompieri. Inoltre euro di ambulanza? Maria, come le cresciuti i prezzi? Del resto cioè è il costo della vita. E anche quello della morte. E ora cosa dice? Se buttiamo insieme? Ma la gava è proprio fissa e cosa saremo a spartire il nostro dopo? Siamo coeli. Coeli di cosa? Aspiranti suicidi. Tutto contame che ti si fatto 420 schedine per venire qua e guardarti il panorama. Del suo mogliere. Ciò è che ne ha bevuto un giossetto e dopo 4 secondi meglio è casca in terra, secco, morto, cadavere, meglio cara, cadavere, guarda una roba da non credere. A proposito Melia, buttito il zucchero o il lieto, lo portai tutti e due. Guarda che mi preferisco beverlo amaro il caffè. Ma guarda che lei è tanto amaro, il tintorsega tutta la bocca. Ma io preferisco così. No, vabbè. Grazie. Contentati. Aspetta, vai che andiamo più avanti con questa maglia, perché sennò. Sì, infatti. Ciao, ascoltami. Dimmi, Ma sei tu? Qui è del suo marito di Gloria. che sia una disgrazia. Ma guarda, a Gloria aveva comprato il vino per carne, che è bianco, no? E lo ha messo dentro a una bottiglia di latte. Ah, che bravo. Guarda. Oh, appena che l'ha vista, le ha fatto una faccia. Lo ammasso. Chi che ti vuoi occupare te? È tempo no? Devo aspettare, ammasso il tempo. E come se che ti vorresti colpare sto tempo? Con un colpo di rivoltea? O picchito su un albero?
e un neghito sotto acqua. Che mai una corteada? Con 4 colpi di Kung Fu. Ma no, stai calmi, amica, sono buonasso così. E il tempo lo ammasso poi parole incrociare. Appunto. Ma come si fa a venire fin qua su per fare quello che devo a fare? Mettersi a così tranquilli a fare parole incrociare. Guarda che lei è un bel sistema per calmarsi, sa Dio. Qui ho provato. Quasi. Dì, lo chiamo qua. Proviamo. E ora avanti. Questa è famoso quello di Troia. Figlio. Accompagna il dolce. Cavana. La indossa il calciatore. Venina. Non ha mai la testa fra le nuvole. Nano. Visita luoghi meravigliosi. Ginecologo. Può essere morto o in stazione. Questa scomisia con B. Barbone. Sono famose le sue colonne E Nanotto. nel parco e nei giardini. Trovati. La maga che trasforma gli uomini in porci. Bene. Dove era mio sconta? Tirela fuori. Ma come Belen? Noi siamo proprio... Questa non è neanche sua mia idea, Belen. Fianco a scusa, calma. Ma ho altri chi sia. Come? Non te ne riconosci? Ah, guarda che la divisa nuova da suicida. Ma qua firmo dante firmare. Non è una questione di firma, è solo una questione di dignità. Sì. Già insieme mia, svegliati, guarda. E se tornai che altre dopo a buttarsi basso. Almeno ero via a dormire. Ci sarai. Oh, devo sentire. Come pare via questo. Ma vai insieme mia. A te se resta di sognate. Mettete su che io c'hai, dai, muovate. Che perso anche il mestiere. Che ho godito ste dove ce ne si cava da qua neanche a scioppicare. Proprio, e saremo anche perso il posto adesso, va via lunga che sei, zio Marco. Guarda che confusione, quanta gente! Ma che organizza una festa di addio? Sì, addio mondo crudele. Guarda, ciao qua, che bel tosato! Sai che io, la papillare di uno che sa godersi. Ecco che adesso non sa altro e tu posare oggi. Ciao, sai che mo le capisci un attimo qua, Ma siamo tutti qua per buttarsi basso. Ah, non se può mia? Questa è massa confusione! E se fessimo estrazione? E se ci aggiungassimo a carte? Una bella partita a poker. Sì, dai, famo copie miste. E se qualcuno bara, temo sodatore? Ben detto. Ciò, se puoi sapere cosa che sei sto marcato, e poi moega, qua, se vieni a buttarsi su, non va fare casini. Boia mondo, Remo, regno come mia, tempo da perdere se veo, vergognere. In 53 anni che veniamo qua su statore non ho mai visto una roba del genere, dai. Non sei 53 anni, sei 52 che veniamo qua. E poi mi ricordo anche nel 73 che si sta un fiato in bordo. Se sta l'anno che sono sta al mare e che avevo il costume nuovo, poi ho i due tocchi a paese bianco e blu. Ti si beccia, rimbambia e da ricovero. Se 53 anni, qua se viene a buttarsi giù, non se viene a far casino. Moega, mettive d'accordo, da che buttarvi giù, perché vi ripetono che ho tempo da perdere, uno di qua e uno di là, perché sennò mi divento straoggia, e soprattutto in silenzio, perché se io venirmi mal di testa. Capio più? Boh, là. Cioè, mi adesso, a dire la verità, non so che ho tanta voglia di coparmi, so io, Ma io mi tiro su una bella compagnia qua, però, Sì, ma vorrete ste dovecce qua, le se venivo fin su qua, per vedere qualche lunga che si butta giù, e adesso cosa sapete? Rimandevo a casa così a manvode, non si fa, dai. No, calma tutti. Ciao, ma voi altri aspiranti suicidi, ma vi ho cambiato tutti idea adesso, sicuri?
sicuri? Sì. Cioè, e voi altre dove qua? Ma siete proprio sicuri di voler vedere un parte voi da qua? Camassa cara signora, Ah, sì? devo tutto il diritto. Da qua si desmonta solo che al volo. Ah, qua che volia proprio una idea. Vabbè, se non vuoi buttarvi su tutti, al manco un paro. Sì, ma chi? Fa conto. Ascolta, a me mi sarebbe venuta un'idea. Sentimo. Se proprio invece vuoi vedere un par di lavoretti, no? Fermo rivedere. Potevo invece